Sono accomunate non solo dall'aver in qualche modo avuto la capacità di raggiungere mercati internazionali, non solo dal dimostrare la capacità di gestire le nuove tecnologie digitali, ma soprattutto dalla capacità di avere un'alta personalità. Sono 410 le imprese antifragili, quelle cioè che non hanno patito gli anni di crisi, e di queste 163 sono addirittura riuscite a crescere e migliorare. 188 hanno un fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro e 222 un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Il loro profilo è stato studiato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, dalla Regione del Veneto e da Confindustria attraverso il progetto Innovarea, e dall'analisi economica è emerso il segreto del loro successo, per fare in modo che le imprese leader del nord-est permettano a tutto il sistema industriale di rinascere. Il segreto non è riuscire a confezionare un prodotto e poi cercare di vendere il prodotto, ma riuscire a confezionare l'azienda e quello che è il contenitore dell'azienda. Oggi si compete su un piano completamente diverso e la competitività non è costo, non è prezzo, ma è riuscire a far emergere quello che è il vero valore aggiunto. E per distinguersi sul mercato, prima di tutto attenzione al consumatore. Oggi vendiamo moltissimo attraverso internet. Che cosa facciamo? Cerchiamo di dare la massima qualità percepita dal nostro consumatore e verificare che siano effettivamente soddisfatti, pienamente soddisfatti di quello che pensavano di trovare nel nostro prodotto, comunicandogli quindi al meglio la qualità intrinseca del prodotto. Chi si ferma, insomma, è perduto. Attendere lo stop della crisi non è la soluzione. Sul tema si sono confrontati oltre 150 imprenditori. Per la prima volta si portano delle esperienze positive di aziende performanti e che stanno dimostrando e possono essere un esempio concreto per tutti gli imprenditori del Veneto su quello che si può fare in questo cambiamento epocale che c'è stato al mondo. Oggi il mondo non è più quello di prima, ci vogliono pensieri nuovi, idee nuove per intercettare la domanda che corre alta, corre veloce, corre lontana da noi.